raramente ho poche parole, ma stavolta qua faccio anche fatica ad esprimermi. Non so cosa pensare. Non poteva crederci Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, quando un'amica lo ha avvertito che su Tinder, app di incontri, compariva una sua foto con il nickname Paolino39 e un annuncio a chiaro sfondo sessuale. L'immagine, rubata da Facebook e piazzata sul social, forse per un dispetto, forse per uno scherzo, ma di cattivo gusto, precisa il primo cittadino. Sono un personaggio comunque pubblico e anche un amministratore del territorio, per cui credo che sia anche una questione di rispetto, ma poi tra l'altro sono anche in campagna elettorale praticamente, credo che sia pessimo, ecco, come scherzo. Qualora non fosse questo, insomma, sappiamo che al giorno d'oggi tra social e tutto quello che gira intorno alla rete, diciamo che diamo autorizzazioni anche quando le autorizzazioni non ci sono. Vedere una foto clonata destabilizza, bisogna pensare a cosa può accadere se si usa l'immagine di un'altra persona. Quando lo si vede succedere in TV è un conto, ma quando succede a te ci rimani male, ammette il sindaco, che si è subito rivolto alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Questa mattina ho contattato la polizia postale, insomma abbiamo fatto tutto quello che era da fare a riguardo. Di questa vicenda ora resta molta amarezza. Non tanto o non solo nei miei confronti, ma anche e soprattutto nei confronti di mia moglie, delle mie figlie e di tutta, insomma, la mia famiglia, che non va bene, dai.